14 anni fa era difficile, abbiamo fatto il matrimonio di suo fratello. Non immagini il disastro, che foto brutte che hanno ricevuto. Aspetta. Quelle foto mi hanno così terrorizzato per la bruttezza, lo possiamo dire. Il nostro retaggio fotografico era di fotografia probabilmente anni 80, cioè ancora... Benvenuti in questa nuova puntata di Up Your Podcast. Il format si chiama Oltre l'Obiettivo perché ospitiamo solo ed esclusivamente fotografi che vivono di fotografia. Oggi abbiamo qui il nostro amico Gianfranco Gallo. Grazie per essere venuto fin qui. Immagino quanto tempo, no? Quante ore di volo hai fatto per arrivare fino a Bora Bora? 20 minuti. 20 minuti, scusami, aspetta. Sì, perché... La nostra sede, scusa. Sì, 20 minuti. Sì. Sei stato facilissimo. rapido. Canicattì Bora Bora è 20 minuti. Ah, ok. Spero che ti piaccia la nostra sede qui a Bora Bora. Fantastico. Grazie. In questo format ti avviso adesso, visto che non sai nulla, parleremo di sano cazzeggio, quindi backstage di fotografi, vite dietro le quinte di fotografi. Però mi sembra doveroso, prima di iniziare, lanciare la sigla. Quindi la lanci tu, la lancio io? Come si lancia? Non lo so, facciamo... Prova? 3, 2, 1, sigla! Non ha funzionato. Prova altra cosa. Sigla! Anzi... Prova altra cosa. Non ho idea. Forse così, guarda, metto un dito. Sigla! Eccoci qua, io sono Andrea Sardo, naturalmente, come dico sempre, se non mi conosci, mi cerchi. Tanto ormai c'è ChatGPT, online, Google, no? Noi siamo amici, quindi passiamo. Esatto, siamo qui per presentare Gianfranco Gallo da Canicattì, che per metà dell'Italia è un paese molto curioso. Ma Gianfranco è un fotografo da ormai tantissimi anni. Lo raccontiamo, anzi lo facciamo raccontare da solo. Gianfranco, grazie per essere venuto intanto. Grazie a voi per l'invito. Allora, sì, la mia attività fotografica vera e propria, quindi significa partita IVA, iniziare a Non vogliamo sapere da quando lavori con la partita IVA, da quando effettivamente da quando lo sappiamo, hai fatto una vita a nero. Da quando ho iniziato a fare... No, ho cambiato, avevo già la partita IVA, ho cambiato il codice Ateco come fotografo si chiama professionista, sì. Ed è dicembre 2014, quindi sono delle date che ormai non ricordo bene perché ormai è diventata la mia vita la fotografia e quindi ci tengo a ricordare delle tappe fondamentali della mia vita da fotografo. Però questo format lo ascoltano in tutta Italia, quindi una cosa che ci tengo a far precisare di te è parlare appunto di Canicattì, perché ogni volta che qualcuno del nord mi viene a trovare mi dice portami a Canicattì a farmi una foto, quindi perché c'è sta storia, perché si dice così? Canicattì, quindi ridente cittadina della provincia di Agrigento. Quanti abitanti? Circa tra i 35 e i 40.000, quindi paesone. Famosa perché ho dovuto documentarmi, perché non sei il primo che mi dice ma sei davvero di Canicattì? Quindi esiste. Esiste davvero. E la cosa importante era è famosa semplicemente perché l'ultima stazione d'Italia era a Canicattì, quindi la stazione più a sud d'Italia, per essere precisi, era quella di Canicattì. Quindi quelli di Messina non dicono vai a Canicattì, naturalmente lo dicono quelli del nord Italia che sono esatto, distanti. Era per loro l'ultima fermata. Però c'ho un altro aneddoto, perché ho conosciuto durante la mia vita, io amo viaggiare, ci sono persone dal nord Italia che per mandarti a quel paese ti mandano a Canicattì perché era l'ultima stazione d'Italia. Diversamente ho saputo conobbi una ventina d'anni fa delle ragazze svizzere che mi dissero ma davvero sei di Canicattì? I miei nonni mi dicevano che se facevo la brava mi mandavano a Canicattì, quindi era il paese dei balocchi. Quindi comunque il nome forse così buffo l'ha reso un paese curioso, con delle storie. Con una storia allegra per gli svizzeri, con una storia più triste per il nord Italia. Per noi ti mando a fanculo, ti mando a Canicattì. Comunque tutte le persone che del nord Italia vengono a trovarmi mi chiedono di fare una foto col cartello con la scritta Canicattì. Okay. È un classico. Però entriamo nel vivo del podcast, perché siamo qui per raccontare Gianfranco e la domanda che gli facciamo è chi sei davvero? Ovvero
quando hai preso la fotocamera in mano per la prima volta? Guarda, penso che la fotografia nella mia vita ci sia stata sempre, sin da piccolo, quindi non ricordo magari il momento perfetto. La cosa che mi legava alla fotografia era proprio quel rendere immortale qualsiasi immagine veniva scattata da una macchina fotografica, quindi ovviamente ho iniziato a lavorare direttamente con il digitale, ma quando ero più giovane ero un consumatore di rullini. Però so che anche adesso usi l'analogico, sei ritornato all'analogico. Sono ritornato all'analogico e a breve farò un matrimonio 2 giorni in analogico e... Bellissimo. Bello, bellissimo. Tornare alla base. Anch'io ho scoperto l'analogico dopo il digitale, naturalmente, è nato negli anni. Per me è diventata un'esigenza. Innamorato della fotografia, era un'esigenza perché le prime volte che entrai in una camera oscura ero piccolo e mio zio già scattava in analogico e sviluppava in bianco e nero a casa sua. E quindi l'odore degli acidi, quell'ambiente scuro, illuminato di rosso, aveva un non so che di magico, ma l'ho lasciata in un cassetto della mia mente, non l'ho portata con me nella mia vita fotografica, ma è ritornata poi così all'improvviso. Prepotente, dovevo tornare alla pellicola per capire cosa c'era di bello nella pellicola. Io a volte resto sbalordito perché, sai, magari la mente mette da parte tantissime cose, poi a un certo punto della vita tu tiri fuori un ricordo, una cosa che dici guarda, sì, che ti ricollega al passato. Pensavo di averlo cancellato, invece era lì messo da parte, no? E invece c'è stato uno scatto in particolare o un servizio in particolare che ti ha fatto dire ok, da ora in poi faccio il fotografo? No, nel senso che probabilmente in questo momento sono un fotografo matrimonialista e credo di evolvermi ad ogni matrimonio, quindi significa che trovo sempre dei difetti in quello che ho fatto e quindi trovo sempre un'evoluzione in quello che ho fatto. Secondo me, se l'ho fatto male devo sempre migliorarlo, quindi ogni matrimonio, ogni scatto che faccio cerco di trovare un'evoluzione dentro di me. Una delle cose che mi affascina da quando ti conosco è quanto condividi con altri colleghi. Tu ogni volta che ti sento mi dici sempre sono nel gruppo, sono in una mangiata con fotografi, il fatto stesso che hai uno studio fotografico, però continui sempre a collaborare con tantissimi fotografi. Sì. Solitamente un passo che tutti fanno nella parte iniziale, poi quando si impegnano tantissimo poi mollano altri fotografi. Invece tu vedo che lo fai, cioè tu invece vai a cercare il fotografo dell'anno, forse o del periodo. Faccio parte di diversi gruppi di fotografi perché intanto siamo colleghi con un gruppo ormai che si sta sempre allargando di una trentina di fotografi. Si è instaurata un'amicizia e quindi spesso e volentieri è lì che parliamo delle nostre difficoltà lavorative, familiari. Ormai è diventata veramente come una famiglia, un gruppo di fotografi che sono più amici che fotografi, e quindi quando inizia la nostra stagione sappiamo che non ci vediamo magari con i nostri familiari così spesso, ma quando abbiamo delle date disponibili tra di noi ci facciamo da secondi per viverci, per stare una giornata insieme, per condividere delle cose insieme. Dopotutto facciamo la stessa cosa, quale miglior condividere modo è una cosa che io amo tantissimo da condividere. E poi d'inverno non finisce questo lavoro che facciamo, ma ci confrontiamo quando dobbiamo fare una pubblicazione, ci confrontiamo quando abbiamo un lavoro di cui non siamo convinti, cosa ne pensi, cosa non ne pensi. Questo è un grande strumento di crescita per noi, che non va sottovalutato, quindi sappiate che i vostri colleghi sono la vostra parte migliore che vi può dare. Assolutamente, la condivisione è la cosa più importante, che vi può dare soltanto una marcia in più. Altra domanda: se c'è stato un fotografo che ti ha ispirato tanto da dire io voglio fare questo, cioè hai visto quel fotografo e hai detto mi piacerebbe avere il suo stile di vita? Ok, ora ti racconto un aneddoto. Sì. Io ovviamente ho il mio studio ce l'ho con un socio, l'abbiamo aperto con un socio. Salutiamo Emanuele Pepe. Esatto, ciao perché loro sono tipo il gatto e la volpe, quindi sì, difficilmente sono scoppiati, solo per oggi perché abbiamo 2 microfoni, quindi non potevamo ospitare, magari lo ospiteremo nella prossima puntata, però loro sono sempre in coppia. È nata
Il fratello di Emanuele doveva sposarsi, il nostro retaggio fotografico era di fotografia probabilmente anni 80, cioè ancora 14 anni fa era difficile. Abbiamo fatto il matrimonio di suo fratello, non immagini il disastro, che foto brutte che hanno ricevuto. Aspetta, tu stai dimenticando una cosa molto importante. Che c'eri tu come? Esatto. Il video probabilmente sarà andato bene, ma le foto... Il video è andato bene, perché l'avevo fatto io. Le foto, vedi che torna la cosa della condivisione. Quante volte abbiamo iniziato insieme, quante volte mi hai coperto le date con il video tuo nei primi miei matrimoni. Sì. Quindi l'aneddoto era: quelle foto mi hanno così terrorizzato per la bruttezza, lo possiamo dire. Meno male che era il fratello di Emanuele, che non mi poteva denunciare. Che non potevo, no, probabilmente loro non se ne sono accorti a tutta questa. Cioè, la ricerca che c'è oggi dell'estetica, allora probabilmente non ce l'avevamo neanche noi per la fotografia di matrimonio. Quindi l'idea nostra era di aver fatto un buon lavoro. Quando l'ho visto non mi rappresentava. E ho detto: io non voglio fare più matrimoni, io nasco come fotografo un po' di moda, un po' di still life, quindi mi preferivo dilettarmi in quello, e la fotografia di matrimonio per me era... Hai snobbata per un periodo? No, non l'ho snobbata. Avendo fatto il primo matrimonio e secondo me avendolo sbagliato totalmente, non era una fotografia che mi rispecchiava, non mi sono trovato a mio agio a mostrare delle foto che non erano quelle che mi sarei aspettato. Chiaro. E lì ci fu la svolta. Andai a vedere a Catania un workshop di Sergio Cancelliere. Sì, grande Sergio. Esatto, Sergione nazionale. Esatto. Lo conoscono tutti ormai. Quel workshop mi ha svoltato. Sarà stata la sua energia nel descrivere il matrimonio, l'energia che lui metteva durante i matrimoni, l'idea che lui poteva fare nei matrimoni quello che voleva perché lo voleva fare lui. Una scintilla. Esatto, mi ha acceso una scintilla dentro di me, e ho detto: probabilmente ero io che non ho dato tanto in quel matrimonio, ma io sono quello che posso cambiare e posso dare di più ai matrimoni. Quindi se devo ricordare una persona, anche lui lo sa, più volte gliel'ho detto, sì, è lui. È bello essere grati a una persona che ti ha dato anche poco, a volte mi ha acceso una luce dentro di me, quindi poi ti sei costruito per i fatti tuoi. Sì, ma oggi amo quello che faccio. Se non avessi incontrato lui, probabilmente l'avrei fatto sempre in maniera, magari avresti fatto altro, errato, avrei fatto altro, sì. Esatto. Però mi sa che siamo in una fase troppo seria ed è durata un po' troppo. E mi piaceva. Sì, realmente questa è una parte di Gianfranco che è quella un po' più impostata, secondo me anche finta, istituzionale. Sono creato con la camicia. Ma sono nato con la camicia. Devi sapere che abbiamo creato la nostra FAQ box. Sai che significa FAQ? Voglio pensare a qualcosa di... Sì, no, le ho messe nel sito. Mi volevi fregare. Frequently Asked questions. Domande frequenti. Quindi prendo la box. Vado a pescare o non pesco? La portiamo qui, che te la presento. Questa è la nostra box. Tu hai la possibilità oggi di farti delle domande da solo, perché quelle imbarazzanti abbiamo deciso di fartele prendere da solo, quindi hai tutta totale responsabilità di quello che ti peschi. Ok. Risponderai e hai la possibilità di scartarne due. Dico qualche cosa che devi nascondere, che non puoi svelare. Non so cosa trovo. Sei sposato, certe cose, certe domande è meglio non rispondere, si sa. Però iniziamo. Va Prendi bene. la prima. Vado. Vai. Prima di aprirla ti dico una cosa. Ok. Sai dove l'ho fatto questa box? Certo, immagino. E dove? La sta piangendo Recordia. Esattamente. Gliel'hai pagata? Ancora no, vediamo se mi manda la fattura. Ok. Però, giusto per piccola parentesi, io dici tu, da quanto tempo stampiamo da Recordia entrambi? Da 2014, da quando ho iniziato. Da quando è iniziato. Quindi anche lui è un partner di Recordia, non a caso, è anche partner di Up Your Shoot. Ovvio. E vi consigliamo di dare un po' un'occhiatina al loro sito, perché lo mettiamo... Dove lo mettiamo? Che dici? Guarda, dove lo facciamo affacciare là? Dove vuoi? Clicca in alto a... Qua? In Lo alto mettiamo a... qua. Ok, davanti al tuo viso sì, ok. Dagli un'occhiata, fidati. Apri.
Leggo io, leggi tu? Prima leggila e vedi se devi censurarti. Ok. Se è stupide, semplici, complesse, vediamo che fortuna hai. Se potessi avere una superpotere, è scritto pure male. Vabbè, Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe? Bella domanda, semplice ma bella. Non lo so, allora... Non ci hai mai pensato? Tutti questi film d'azione tu non pensi a un superpotere? ne vedo pochi. Però il superpotere di sicuro è quello di tornare indietro, probabilmente a rivedermi. Con l'ingenuità o con la voglia di fare che avevo una volta, che ancora non mi ha lasciato. Tipo dei Christmas Carol. Cioè qualcuno sì. che ti faccia rivivere il passato. No, lo sai, c'è un film che mi ha segnato tanto negli ultimi anni, che si chiama Questione di tempo. C'era praticamente... Però scusami una cosa, non per farmi i cazzi tuoi, però scusa, ti dico un superpotere e torni indietro, che cazzo c'entra? È bellissimo andare a vedere. Nel film, se cambiavi l'evento, potevi modificare l'andamento della tua vita. Quindi non so se modificherei qualcosa nella mia vita, perché sono soddisfatto così, però quello secondo me, se è annoverabile tra i superpoteri, mi piacerebbe tornare indietro nel tempo. Strano, però ognuno ha la propria idea. Però tolgo la scatola di mezzo. No? Ok. Continuiamo. Quindi questa è la parte in cui c'è la svolta. Quando hai capito che stava diventando veramente un lavoro, quindi c'è stato un servizio in particolare che ti abbia fatto pensare: ok, da oggi in poi faccio il fotografo. Sì, sempre lo ricollego sempre mi piace sempre giocare con i numeri. Siamo nel 2016, iniziano ad arrivarmi richieste più o meno dai clienti che io mi aspettavo, quindi mi ero creato in mente dei clienti tipo, dovevano essere giovani, laureati e che scegliessero loro il servizio di matrimonio, quindi che non venissero con tutta la famiglia a decidere chi dovesse essere il loro fotografo. Sì, ancora girano così, ma noi chiediamo specificatamente di venire con chi da vieni, soli. scusa? Esatto, con mia mamma, no, preferisco il tuo fidanzato, sarà il tuo marito. E quindi sì, iniziarono ad arrivare le richieste dalle persone che volevamo, e quindi il 2016 lo ricordo come un anno di svolta per la mia attività. Il 2016 quindi è il tuo anno? Probabilmente sì. Ok. Non per i numeri, se dobbiamo parlare di affari. No, non parlo di affari, parlo del momento in cui hai detto: ho capito, no, voglio fare il matrimonio quando qualcuno ti ha detto: scusa, ma cosa fai di lavoro? E tu il fotografo. Sì, la prima volta che l'hai detto. Penso che sia stato intorno a giugno 2016 quando iniziavo a fare i primi matrimoni che avevo voglia di fare. Dopo aver distrutto quello di... Sì, quello... fratello di Emanuele. Esattamente, esattamente. Ok. E invece, secondo te, cosa colpisce di più i tuoi clienti nel tuo stile? Quindi ad oggi, invece, il fotografo che sei oggi, da cosa viene attratto il tuo cliente? Ma probabilmente non lo so, cerchiamo di infondere sicurezza nei nostri clienti, perché arrivano tutti di solito è il primo matrimonio che fanno, e quindi hanno tanti dubbi. Noi siamo sempre a disposizione dei clienti, cerchiamo di crearci insieme una timeline per far sì che loro si vivano la giornata serenamente, e noi soltanto veniamo inclusi al matrimonio come se fossimo degli ospiti privilegiati, perché abbiamo le macchine fotografiche e quindi ci possiamo muovere nei loro spazi quindi penso questo, il modo di fare, che è la cura che ci mettiamo nella preparazione del matrimonio. Ok, voglio raccontare un aneddoto molto simpatico, perché nel lontano 2020, quando abbiamo tirato giù il primo prototipo di Up Your Shoot, cercavo degli amici per fare dei test o roba del genere, no? Io pensavo, avevo l'idea geniale, che avevo rivoluzionato il mondo, perché non avevo mai trovato un software del genere, finché non chiamo questa merda che è uno degli amici più tecnologici che ho detto, devo dirlo a Gianfranco, perché se lui sicuramente ha qualcosa da dirmi, no? Quando lo chiamo dico: Gianfranco, guarda, ho fatto un software che fa questo, quello e quell'altro. Lui mi fa: ah beh, io già uso Pixelset. Sì, usavo Pixelset, ho controllato pure l'iscrizione dal 2016. Ma scusa, esiste una cosa del genere?
Come esiste? Io già lo uso da anni. Sì, ce l'avevo dal 2016 per... Fortunatamente sono incosciente, ho fatto una ricerca molto leggera, però ricordo che a Giovanni dissi: Gio, guarda che esiste un competitor. Sì, se non mi ricordo, eravamo un po' impauriti. Ti diedi user e password per dargli una sbirciata, perché lui mi ha detto vabbè mi vado ad abbonare. Ho detto no, ti do la mia user, la password. Fortunatamente non abbiamo mollato, ci siamo fatti intimorire da un gigante, perché già aveva 10 anni lui che esisteva. Ma ci ho creduto anch'io. Ci hai creduto anche tu. Cioè, tu eri un po' mezzo minacciato dall'amicizia, No. quindi diciamo ci hai creduto un po' relativo, però è andata poi tutto bene. per il verso Bene. giusto. Altra domanda molto interessante è: se la fotografia non fosse entrata nella tua vita, cosa pensi saresti diventato oggi? Ci hai mai pensato? Sì, però probabilmente, guarda, tutti i ricordi più belli che ho li sto legando a quando ho iniziato a fotografare. Quindi probabilmente la cosa che mi piacerebbe fare... Però immaginati un mondo senza la fotografia. Un mondo senza la fotografia, non lo so, avrei viaggiato, quindi avrei trovato lavoro, avrei cercato lavoro in giro per il Tipo mondo. un travel blogger. No, neanche travel blogger, proprio fare lavori. Mi piace proprio la connessione con le persone, quindi avrei cercato... Accompagnatore tipo We Road. Sì, potrebbe essere Ok. un'opzione valida. Comunque saresti stato in giro per il mondo. Sì, a conoscere nuovi tipi di mestieri e persone, sì, assolutamente. Ok. Quando il momento si fa serio, Di nuovo. tiriamo fuori sempre la domanda. Scusa, devi prendere la tua. Ok, prendo io. Vai. Ne ho prese Vi ricordo che non dobbiamo allontanarci dal microfono. Esatto, siamo in ne un ho prese podcast due. e chi ci ascolta alla radio. Una domanda oggi la facciamo noi ad Andrea. Quale scegli? Non la puoi scartare. Vai, non mi rifiuto. Questa mi ha fregato, questa non me l'aspettavo. Vedi? Apro io, prima tu. In una puntata ho risposto pure io a una curiosità su una domanda di Salvo Cimino, però... Aspetta, è una domanda che ha scritto sicuramente Giovanni, perché è scritta a penna. È l'unica domanda scritta a penna, quindi devo leggere bene. Aiuto, mi hanno chiuso in un magazzino a mettere bigliettini nelle palle. Mandate snack. Hai pure fortuna, hai trovato il biglietto di aiuto di chi ha fatto le palline. Un messaggio d'aiuto. Scusa, mandate snack. Maledetti. Giuro che non stiamo sfruttando nessuno. Sono tutti ben pagati. Non ha funzionato. Io vorrei semplicemente eliminare questa domanda perché è stata fatta nel podcast precedente. In un podcast. Sì, nel podcast precedente. Quindi... Intanto 50 domande. Esatto. Prendete sempre ste. Era cosa faresti senza telefono, giusto per essere corretti con il format e con il mattatore della serata. Hai mai ricevuto una recensione negativa e pensato ma questo è pazzo? In verità ho ricevuto una recensione positiva con un punteggio su Google di 3 stelle, non capisco il motivo. Quindi significa che mi hanno distrutto la reputazione a mo' di stelle, ma era semplicemente un 3 stelle con un suggerimento che suggerivano fotografi bravissimi, ve li suggerisco a 3 stelle. Mi hanno ucciso. Allora, io voglio ti voglio leggere la recensione e qua voglio rispondere anch'io, perché sì. Una delle uniche una stella che abbiamo nel nostro Google, e vi invito a tutti ad andare sul nostro Google e rispondere a questa domanda, è una stella e la leggo. Sono stato alla fiera della fotografia e vedendo dei ragazzi con un gadget mi avevano detto che l'avevano ricevuto presso lo stand registrandosi. Mi sono registrato
gratuitamente, naturalmente, con lo scan per provare i servizi, ma non ho ricevuto il gadget e a mia richiesta mi è stato ribadito che non l'avrei dovuto ricevere. Sono molto deluso e onestamente stavo pensando di provare il servizio, ma preferisco utilizzare altri programmi che magari ti regalino gadget. Se sapevo che era così grave, giuro che ma c'è una mosca, l'avrei regalato. Sì, cacciamola la mosca, per favore. Quindi giusto per precisare, tra le recensioni buffe noi ci siamo beccati una recensione perché in fiera abbiamo negato un gadget che era previsto per chi si abbonava, non per chi si registrava gratuitamente, altrimenti dovevamo comprare 10.500 gadget. E io ho subito lo stesso con una recensione a 3 stelle dove suggerivano: sono fotografi bravissimi, ve li consiglio. 3 stelle mi hanno tipo osteria, diciamo. Ho vissuto tipo con 4 su 5 per un anno forse, ho sofferto tantissimo, non ci ho dormito la notte. Bellissimo. E adesso passiamo nella parte di dentro la borsa fotografica di Gianfranco Gallo. Quindi vogliamo curiosare dentro il tuo zaino, quindi una delle domande che ti facciamo è: cosa non può mancare nella tua borsa fotografica? Non so, c'ho tutto. Quello che compro vi infilo là dentro. No, però dall'anno scorso, da agosto dell'anno scorso, ho smaltito. Facciamo un po' di pubblicità gratis. Vai, sì, esatto. Brand, come se non ci fosse un domani. Da qualche anno sono stato io Fuji, Canon, Sony. 2 anni fa ho cambiato tutto, ho deciso di tornare a Canon. Mi trovo strabene. Okay. Ovviamente il che mio modello? In questo momento R6 Mark II, ma stamattina mi ha chiamato il buon Patrizio Curatolo, mio fornitore di fiducia, che mi ha detto la R5 Mark II ti è arrivata, quindi mi piange il cuore portargli quasi 5.000 euro, però ormai è arrivata, l'ho ordinata. Però il nostro Patrizio Curatolo, anche lui il nostro partner. Esatto. No, guarda. Non a caso tanti dei nostri ospiti comprano tutti da Patrizio Curatolo perché è un fornitore, sappiamo benissimo. Trovi competenza, cortesia, e detto questo la pubblicità è fatta, quindi sì. Sconto so che non me ne farà. Però detto questo, di sicuro Canon, di sicuro Canon. Dall'anno scorso ti dicevo che ho sempre lavorato con lenti fisse, ma la mia lente preferita è stato il 50. Quindi potrei lavorare con il 50 sempre. Ma molti fotografi sono affezionati al 50 mm. Sì, mi piace proprio come. Ho detto di scattare tutto il giorno. Ma lo facevo fino a quando l'anno scorso non ho comprato un 2870 F2, sempre di Canon. 4 matrimoni mi sono dovuto abituare allo zoom. Flash, luci? Sì, ovviamente, Profoto A10. Ho un faretto sempre che magari spesso me lo chiedono i videografi sono sempre a disposizione, o per creare qualcosa di interessante, quindi una finta luce che arriva dalla finestra, non lo so, però sì, flash Profoto ho comprato da poco e mi diverto. Ok, quindi per riepilogare Canon 2 camere in macchina, una con l'obiettivo montato, una di scorta, 5-6 batterie, ho microfoni, drone. Tutto. Bella borsa piena. No, ho una borsa con le macchine fotografiche, tutte cose. Obiettivi c'ho sempre 50-1.4, sempre di Canon, 28-70 di Canon, 35. Poi cosa? Niente. Mi fermo lì. Un oggetto portafortuna. Hai qualcosa che dici quello sta sempre dietro a te, o non credi a sta roba? No, non ho quello. Mia fonte essenziale di ispirazione sono mia moglie e mio figlio. Bellissimo. Quindi anche io non ho un portafortuna. Sì, io non mi lego alle cose, ad oggetti materiali non riesco a legarmi, quindi anche le macchine le cambio così velocemente, nel senso che tanto sto andando avanti, sto facendo un passo avanti, quindi va bene. Troppo serio. Again. Dai, prendi la bella. Okay, ora mi state facendo sudare. 3 è impossibile. No, uno l'ho scartato. Comunque Bora Bora fa caldo. Fa caldissimo, mi spoglierei. Dai. Però sbrighiamoci, così andiamo a fare un tuffo. Tu in camicia, apriti, stai tranquillo. Ora mi stai facendo sudare. La maglietta, non so se è più l'ansia di rispondere. Bagno, Sei mai stato pagato in natura?
ci prova. Perché ridi? Ci provano in tanti. Nel nostro mestiere ormai si sa. L'ho capito dove vuoi arrivare, però intanto ci arriviamo. Partiamo da lontano. In tanti ti dicono fammi le foto che poi ti faccio pubblicità. Questo è essere pagati in natura. Ok. No, non credo di essere mai stato pagato in natura, se intendiamo con scambio. Qualsiasi tipo di natura può essere anche uno scambio di lavoro a questo punto. Sì, ma scambio di lavoro può succedere, nel senso che sì, è un po' più... Tipo io ho venduto un battesimo per delle giornate di muratore a casa mia. Ah, ci sta. Una villa grande, no? E ci quindi ho bisogno sempre di lavorerò per i prossimi anni, quindi ogni tanto scambio un servizio per qualcosa. Sì, immagino di sì, dico, non ricordo magari specificatamente quale servizio, però sì, si fa spesso e volentieri, scambio di servizi, scambio... Per prestazioni sessuali no? No. Ok, ancora no. La mia non è un'associazione, quindi non è a scopo benefico, ma è a scopo di lucro, mi devi pagare. Si deve lucrare, non c'è a prescindere. Assolutamente, va bene. 6 a 4 domande, quindi andiamo in conclusione della puntata. Okay. Tra le cose che ti chiedo è, prima di passare al consiglio del giorno, non abbiamo parlato di uno shooting buffo o particolare che ti ricordi. Qual è stata una dei tuoi ricordi più strani di un matrimonio che ancora lo ricordi con guarda, stupore, no? Immagino che come ce ne succedono tante. Se la prima cosa che mi viene in mente, dato che non avevo la domanda preparata, mi ricordo l'anno scorso il papà di una sposa che chiesi di fare la foto di famiglia, si è infilato una giacca che ha trovato così a caso, si vedeva che era molto stretto nella giacca, tra l'altro di colore diverso, ma io non posso dire niente, non posso giudicare come si veste il papà della sposa. Un po' strettina ti sta. Sì, era un po' stretta, non riusciva a chiudere, gli ho detto no, la lascia aperta, magari mette una mano in tasca, e poi a un certo punto arriva il cognato che cercava la giacca, e per fortuna prima di uscire da casa hanno scoperto che era il papà che si era indossato quella giacca, nonostante fosse stretta ormai aveva preso la sua forma. Esatto, sì, ce ne sono tanti aneddoti da poter raccontare. Facciamo un lavoro molto divertente e nell'entusiasmo della giornata succedono tante di quelle cose che si potrebbero scrivere libri. Raccontare libri, esatto, così a freddo forse non vengono tutti perché sono talmente tanti durante l'estate che è pazzesco. Quindi il consiglio del giorno: cosa ti senti di consigliare a qualcuno che sta vedendo questo podcast e che magari non è un fotografo, ma questa puntata l'ha ispirato a diventarlo, per esempio? Allora, di sicuro sì, se vuoi diventare fotografo devi studiare tanto, ma non studiare soltanto libri sulla fotografia o come si fotografa. Cercare di allenare un po' l'estetica delle cose, quindi trovare un proprio stile e poi metterlo in pratica attraverso la fotografia. È un consiglio che posso dare agli altri miei colleghi: non abbiate paura dei vostri colleghi, perché sono colleghi e quindi fidatevi ciecamente dei vostri colleghi che vi fanno fare uno step, di sicuro almeno uno step, quindi sopra. Ritorniamo sempre dove alla condivisione. Sì, tu mi confermi che sei uno dei fotografi che più di tutti condivide. Sì, mi piace condividere il mio tempo con gli altri colleghi. Ogni volta che lo sento, oh no, però sto lavorando con Gianfranco, però con Gianmarco sto lavorando, cioè, sempre connesso con qualcuno. Ok, sì, mi piace. Abbiamo 10 domande a raffica. Hai poco tempo per pensare. Non penso. Rispondi immediatamente, tanto sono cose molto veloci. Se sei pronto, andiamo posso lanciare. Concentrati. Colori o bianco e nero? Colore. Luce naturale o flash? Oggi flash. Foto rubata o in posa? In posa editoriale. Cliente simpatico o location perfetta? Location perfetta. Panino con le panelle o arancina? Arancina. Lente fissa o zoom? Oggi zoom. Ritratto o reportage? Reportage. Sole pieno o cielo nuvoloso? Nuvola. Scatti con il silenzio o con la musica?
La musica ce l'ho dentro, quindi bisogna. Anche il silenzio. Meglio uno scatto perfetto o un momento perfetto? Il momento perfetto. Benissimo. Di sicuro. Quindi queste sono tutte le tue risposte rapide. Ok, sì. Va bene. E siccome il momento torna serio quando parliamo delle cose serie, te la prendo io, questa che è l'ultima. Grazie. Sei un signore. Vada. Apri tu? Qui, vediamo, okay. vediamo. Okay. Se non mi piace la scarto io. Anzi, sai che faccio? Visto che abbiamo ancora la possibilità di 2 scarti, non hai scartato niente, ne apro 3. Una l'ho scartata. Una l'hai scartata? Sì, perché era la stessa. Una l'hai scartata, prendo un'altra. Ok. E poi decidi se farmi quella che hai preso o l'altra? No. Decido quale delle due, una la scarto, no? Vediamo. Sono molto stupide entrambe. E quindi me ne dubbio, allora. Hai mai fatto finta di controllare l'inquadratura solo per evitare una conversazione noiosa? Certo. Cioè, nel senso, fai finta di fare le fotografie quando qualcuno magari... Quando qualcuno viene a, sai, magari un sì, non ce ne vuoi più. lo zio di turno, dici, sì, sta addosso. No? Sì, scusa, un secondo, spostati e poi vai via. Zii, ne trovi durante matrimoni, zii di turno che... Sì, e mi diverto, nel senso che mi faccio raccontare sempre qualcosa da loro. Qualcosa... Tu quindi sei uno zio sì. Sì, zio sì. Ok. Zio No, sì. però scusami, c'è un problema. 2 le abbiamo scartate. Una l'hai presa, ne manca una. 2 sono state scartate. Quindi manca l'ultima. Però aspetta che prima che chiudiamo, quella la prendiamo in finale. Quindi penso che siamo giunti alla fine di questo podcast. Ok, mi ha fatto sudare. Grazie. C'è il mare, quindi siamo pronti per andare a fare un bel bagno al mare. Penso che stai qualche giorno qui a Bora Bora con noi. Ovvio, ormai giovedì è un matrimonio, quindi per solo chi vuole domani. trovarci a Bora Bora, la sede è in via vicino a 20 minuti da Canicattì. A 20 minuti da Canicattì ci arrivate, c'è un portale spazio-tempo. Vi ricordo che potete scrivere tutte le domande della Fuckbox, quindi siccome non siamo stati capaci a scrivere domande stupende, scrivete nei commenti. Date qualche suggerimento a questi ragazzi che non sono... Diciamo già troppo, dico, dateci una mano. Seguiteci su tutti i social, soprattutto seguite il canale YouTube perché ci saranno tantissimi ospiti diversi. Chi non è abbonato si abboni. Chi non è abbonato si abboni. Chi è abbonato faccia l'upgrade. Chi è abbonato faccia l'upgrade. E se c'è un fotografo che vuole partecipare al nostro podcast può scriverci a info@appureshoot. Se volete vi do il numero di Andrea. Scusate. Naturalmente è un podcast per fotografi, quindi non per bravi, per scarsi, per principianti o per anziani. Perché questa puntualizzazione? Perché è meglio puntualizzarlo. Ok, quindi ospiteremo tutto. Seguite tutte le nostre pagine. E allora il nostro Gianfranco concluderà la puntata con la domanda giusta. Vediamo. Ultima domanda. Vai. Quante foto hai nel telefono che non mostrerai mai a nessuno? Il telefono è stato epurato da tutte le fotografie che ho da quando ho conosciuto mia moglie. Dal mese prima che ho conosciuto mia moglie ho cancellato tutto il resto del mio telefono e quindi sono tranquillo. Sei un uomo pulito. Sono un uomo pulitissimo. Cancellato. Potrei darti puoi dare le chiavi proprio password di casa. del telefono, tutto quello che ho. Ci può essere qualcosa di intimo, ma è mio, è mostrabile ad amici e parenti. Quindi tu puoi dare il telefono a chiunque. Chiunque. D'accordo, cose legali? No, niente. Poca roba. Vabbè. Porno non fa più parte di quest'epoca. Ormai è sposato, Sì, infatti. Forse tornerà. Quindi avanti. tu hai detto ok, da ora in poi faccio persona seria. Cancello. Sì, è andata. E da ora in poi il telefono mio è libero. È andata bene, sono un marito modello. Va bene, grazie mille. Andiamoci a fare il bagno.